Finale categoria Under 17. Scendono in pista agli ordini dei signori Galoppi Matteo di Follonica, Righetti Matteo di Sarzana, Ausiliare Trevisan Mario di Amico. Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben ritrovati dal Capanile di Follonica, la pista Antonio Armeni. È tempo della terza e ultima finale del Trofeo delle Regioni Raul Micheli 2016. In pista, manca a dirlo, la Toscana sfida il Veneto. Formazioni che sono già ai saluti. Andiamo quindi con ordine, con i quintetti, con la Toscana che presenta l'allenatore Michele Achilli, il portiere Bertozzi, l'altro portiere Venè, poi Betti con il numero 3 Leonardi, il 4 Lugli, poi il numero 5 Palagi, con il numero 6 Mattusini, con il numero 7 Rosi che è anche capitano, il numero 8 Cabella e il numero 9 Spagnuolo. Come detto, Michele Achilli è l'allenatore. Risponde il Veneto di Vittorio Negrello con Cognato, il portiere, Sgaria, Lazzarotto, Dalla Valle, Ardit, Peretto, Martini, Burtini, Rigon e l'altro portiere Bovo. Gli arbitri del match: Matteo Galoppi, Matteo Righetti, l'ausiliario Mario Trevisan. Quindi un saluto da Enrico Giovannelli, accanto a me c'è come al solito Maurizio Ceccarelli. Ciao Enrico, buon pomeriggio a tutti. Allora Maurizio, abbiamo visto già due finali tra Toscana e Veneto. Nell'Under 13 ha vinto il Veneto 3-2, nell'Under 15 ha vinto la Toscana 3-1 e a questo punto chi si aggiudica questa partita vince in sostanza il Trofeo delle Regioni. Sì, della serie che vince questa vince tutto, insomma, e della partita decisiva nelle categorie Under 17, qui insomma intanto si gioca 20 minuti e non 15 come nelle precedenti categorie, e quindi sarà già un'altra partita. Sono in sostanza giocatori già quasi pronti, questi sono ragazzi già strutturati, sono già insomma, diversi dalle categorie che abbiamo visto in precedenza, quindi sarà una partita intensa, bella, mi auguro, come è stata appunto quella dell'Under 15, e speriamo insomma che soprattutto la gente si diverta. Beh, questo è l'obiettivo, mentre la finale per il terzo e quarto posto è tra Lombardia e Liguria, quindi rispetto appunto a quello che sì, tra Lombardia e Liguria finale terzo e quarto posto, mentre nell'Under 15 era stata tra Emilia e Liguria, quindi questo era un po' la finale appunto di consolazione tra le due formazioni. Match iniziato dunque da 50 secondi, la partita si gioca con i tempi di 20 minuti rispetto all'Under 13 e all'Under 15 che invece hanno giocato su frazioni di 15. Attacca la Toscana in maglia bianca con il numero 7 Rosi, il capitano Lian Rosi della SVA Reggio. Il passaggio verso Serse Cabella, lui del Follonica, altro idolo locale. In porta con il numero 1 Leonardo Bertozzi del Forte dei Marmi per la formazione della Toscana, che è in pista anche con il numero 3 Filippo Maria Leonardi e il numero 9 Mattia Spagnuolo. Anzi, scusate, con il numero 6, intanto un tiro, la respinta di Bertozzi, in pista anche con Cosimo Mattusini, che è il vice capitano. Cosimo Mattusini, anche lui del Forte dei Marmi. Mentre risponde il Veneto con in porta il numero 10 Giovanni Bovo del Trissino. Tanto pericolo in area da parte del numero 5 Marco Ardit, poi in pista anche il numero 4 Andrea Dalla Valle del Breganze e anche il numero 9 Marco Rigon del Valdagno, insieme anche al numero 2 Guido Sgaria del Breganze, anche lui sul rettangolo di gioco. Lo starting fine, intanto un tiro da lunga distanza da parte della Toscana, recupera sempre la formazione di Achilli. Achilli tra l'altro
che era stato impegnato sabato sera nel match di campionato con il Castiglione, vinto dal Correggio, il Correggio che è salito in Serie A1, Castiglione costretto ai playoff. Poi però la curiosità è che si è rincontrato Achilli contro Barbieri, tecnico dell'Emilia, in queste finali del Trofeo delle Regioni, ma questa volta ha avuto la meglio il tecnico toscano Michele Achilli, che ha battuto quello dell'Emilia Massimo Barbieri, quindi Emilia eliminata, mentre la Toscana avanzata è arrivata poi alla finale del Trofeo delle Regioni 2016, Raul Micheli. Quasi 3 minuti se ne sono andati, sempre 0-0. Fino a questo momento partita abbastanza tattica, squadre qui, come sottolineava Maurizio Ceccarelli. Intanto però c'è stato un tentativo di contropiede con Dalla Valle, ma è stato ravvisato il tocco di pattino. Diceva Maurizio Ceccarelli che insomma, ci sono ragazzi e qualcuno già potrebbe fare capolino nelle prime squadre delle loro società. Ma sai Enrico, questa è un Under 17, quindi è vero che i tempi sono cambiati, ma insomma negli anni scorsi, insomma a quest'età qui, 16-17 anni, alcuni campioni come, per citare solo Massimo ed Enrico Mariotti, ma anche gli stessi fratelli Bertolucci, insomma già calcavano le piste di Serie A1, quindi questa è un'età importante e qui si comincia a vedere davvero dell'hockey di quello vero. Sì, e tra l'altro, come è capitato negli altri match tra Toscana e Veneto, mi sembra che i ragazzi veneti siano un pochino più forti fisicamente, non lo so, è una mia impressione. Allora, effettivamente sono strutturati meglio, almeno così a primo impatto sembrano veramente dei ragazzi molto, molto ben messi. E poi sai, tu hai detto che insomma, però la partita è tattica, i primi minuti sono andati così, però insomma, consideriamo che qui davvero si assegna il trofeo e quindi insomma, stanno ben attenti insomma, i due allenatori a non scoprirsi troppo, a non compromettere già da subito insomma, questa finalissima, diciamo. Sì, partita lunghissima, tanto la conclusione da parte di Mattugini, Cosimo Mattugini, giocatore del Forte dei Marmi, la parata da parte invece di Bovo, portiere del Veneto, sempre Toscana in attacco, pallina in area, blocca tutto, in questo caso Dalla Valle. Contropiede per la formazione di Vittorio Negrello, ex giocatore del Roller Bassano. Qui insomma tanti tecnici provengono appunto dai vari campionati nazionali, poi tentano la carriera anche come tecnici delle varie rappresentative appunto regionali, in modo per iniziare anche una nuova carriera. Vittorio Negrello, tantissime battaglie sulle piste praticamente di tutta Italia. Intanto il tiro dalla lunga distanza per il capitano della Toscana Liam Rosi, la parata di Bovo, poi si lotta a centropista, arriva il fallo, lo ha commesso il numero 9 Marco Rigon, giocatore del Valdagno. Questi sono tutti ragazzi anni 2000, massimo 2001. Quindi insomma giovanissimi. Il tiro poi da parte della Toscana. Palla recuperata dal Veneto che può impostare una nuova azione. Se ne sono andati 5 minuti e mezzo, sempre 0-0 in area, pericolo, si salva ottimamente il portiere della Toscana Bertozzi, Leonardo Bertozzi, sull'incursione appunto mi è sembrato del numero 9 Rigon, che se l'è visto spuntare proprio a tu per tu, alla fine riuscito a respingere. Tanto la rimessa in gioco per il Veneto, proprio Rigon avanza. Rigon a spazio in area, il tiro! La parata di Bertozzi, ma si era presentato tutto solo nuovamente Rigon che era sbucato da sinistra, arriva al time out. La difesa della Toscana in qualche circostanza, Maurizio, mi è sembrato insomma non aver capito bene il movimento degli attaccanti veneti.
Sì, diciamo che in questa prima parte insomma, di match il Veneto si sta dimostrando insomma, più organizzato rispetto alla Toscana, ha avuto già un paio, 3 occasioni davvero importanti, insomma, solamente la bravura di Bertozzi insomma, ha impedito ai Verdi Veneti insomma, di passare in vantaggio, però la partita è appena iniziata in sostanza, quindi ci sarà da capire, vedo che Michela Hilli sta cercando insomma, di spiegare ai suoi un po' come funziona, ci sarà da capire un attimino la tattica da adottare, quindi insomma porterà le migliorie di qui, insomma 5 minuti, 7 minuti passati, insomma, manca ancora davvero una vita e quindi partita apertissima. Eh sì, partita apertissima, ma è chiaro che insomma, anche se è una gara tattica, il Veneto sembra più incisivo perlomeno davanti alla porta. Staremo a vedere con il passare dei minuti. Punizione però in favore della Toscana, che può far ripartire l'azione con Serse Cabella. Il passaggio in avanti, va a recupero Mattugini, poi viene bloccato. Allora Dalla Valle mette in mezzo per il proprio capitano Sgaria. Ancora Sgaria, limite dell'area, il tiro, la respinta. Poi mette tutti d'accordo Rosi, anche lui il capitano dei Rossi di Toscana, come ha detto Maurizio Ceccarelli. In questo momento però in maglia bianco-rossa oggi. Avanza Spagnuolo rimane in possesso, tenta di mettere in mezzo, si oppone Sgaria che va a recupero. Subito nuova azione d'attacco per il Veneto. Il tiro con la parata di Bertozzi, è stato ancora Rigon, Marco Rigon andare alla deviazione. Poi palla alta per il Veneto. E dunque punizione in zona d'attacco per la Toscana. Avanza Rosi insieme a Mattugini. Lo scambio fra i due, ma perde palla la Toscana. Può ripartire allora il Veneto. 7 minuti e mezzo se ne sono andati, sempre 0-0. Ricordo finale categoria Under 17 del Trofeo delle Regioni, che è diventata ormai una sfida tra Toscana e Veneto. Ancora diciamo gli ospiti, la conclusione da parte di Rigon, si oppone Rosi. Ancora Rigon in area, la conclusione dalla Valle, la parata di Bertozzi. Davvero pericoloso il Veneto. Toscana costretta un po' a subire in questa fase del match. Poi invece scivola Cabella. Allora può ripartire Sgaria. Passaggio per Rigon. Sono loro a impostare praticamente tutte le azioni d'attacco. Dalla Valle, Sgaria si fa incontro. Ancora Rigon, ma rimane in possesso palla Sgaria. Dietro il passaggio è verso il numero 5 Marco Ardit, che poi lancia in avanti dalla Valle. Il tiro, la palla forse sul palo. Pericolo in area della Toscana. Maurizio, via, fa tutto bene l'attaccante Veneto. Forse ha colto anche la base del palo. Sì, davvero una bellissima azione da parte della formazione veneta. Un po' sfortunata in questa circostanza, però insomma, sta dimostrando di essere davvero un'ottima squadra, ha creato molto, sta giocando con una semplicità davvero disarmante, no? Una bella formazione, Toscana un po' in difficoltà, sta cercando di apportare contromisure, ma per il momento non sembra che abbiano portato buoni risultati. Non sarà facile giocare contro questi veneti, però insomma vediamo, ecco, la partita è ancora lunga. Eh sì, intanto è uscito Dalla Valle con il numero 6 in pista Simone Peretto, giocatore del Trissino. Ora Toscana a manovrare. Però mischia in area, davvero difficile penetrare, prova un assist verso Mattugini che poi riconquista la palla in area, finisce giù, si lamenta Cosimo Mattugini del Forte dei Marmi.
Non c'è fischio, allora Rigon non riesce ad agganciare. Contropiede della Toscana. Bloccato anche Spagnuolo. Poi Mattugini, Spagnuolo, il tiro. Questa volta la parata è da parte di Bovo. Ancora Mattugini, ancora Bovo che dice di no. Riparte il Veneto, Sgaria. Riesce ad appoggiarsi su Peretto. Ancora Sgaria dietro la porta, il capitano. Ora Peretto. Sempre Veneto però che amministra bene la pallina anche sul centropista. Ora Rigoni. Scusate, Rigon. Poi parte Peretto dietro la porta, bloccato in questa fase da Cabella, ma perde subito la pallina Toscana. La recupera da Sgaria. Avanza ancora il Veneto che va ancora più in pressione. Se ne sono andati 11 minuti esatti, sempre 0-0, finale under 17, il trofeo delle regioni. Buono l'assist per Rigon che non aggancia. Allora Sgaria, sempre però giovani veneti in attacco con combinazioni veloci. Spagnuolo ha cercato di far partire nuovamente Sgaria, poi c'è stato un tocco di pattino, dunque punizione per la Toscana che tenta di riportarsi in attacco. Ci prova Mattugini, bloccato da Rigon. Allora Spagnuolo, Rigon, limite dell'area, il tiro a fil di palo, sempre però Veneto. C'è stata anche la parata poi da parte di Bertozzi. Peretto bloccato in questo caso da Cabella che poi rimane in possesso palla. Cabella riesce a liberare sulla destra per Mattugini, avanza Mattugini, limite dell'area, bloccato da Sgaria, viene in soccorso Spagnuolo. Spagnuolo lotta su Sgaria, poi la palla carambola su Spagnuolo, ancora però recupera la pallina Spagnuolo, contropiede Spagnuolo, limite dell'area, il tiro. Rigon è andato a chiudere in difesa. Recupera allora Spagnuolo, mentre altro cambio, entra in pista con il numero 3 Pietro Lazzarotto, giocatore del Roller Bassano per il Veneto. Intanto Sgaria, Ardit, mentre Negrello si sta sgolando per richiamare i passaggi da effettuare per la prova formazione. La Toscana è lì, costretta a difendersi, quasi 13 minuti, sempre 0-0. Poi il tiro da parte di Peretto, la parata, la respinta della Toscana, poi in qualche modo in area mette tutti d'accordo Spagnuolo che recupera, cerca di portare avanti la pallina il numero 9 della Toscana, Mattia Spagnuolo della S Viareggio. Lo scarico verso Mattugini. Mattugini salta un avversario, ma Sgaria aveva capito tutto, è andato ad anticiparlo. Veneto che recupera. E allora Peretto pensa al tiro, gran botta. Bertozzi è lì sulla sua sinistra che va alla parata. Allora subito un lancio dalla parte opposta, ma questa è una palla facile per Sgaria che in anticipo fa ripartire l'azione per i propri compagni. Lazzarotto, poi passaggio di ritorno sull'assist di Rigon un po' lungo. E allora ci riprova Spagnuolo, conclusione in diagonale, largo. Veneto che riparte, non c'è un attimo di sosta. Il gran tiro da parte di Lazzarotto, vola ancora Bertozzi alla parata. Poi nell'angolo, gran mischia, arriva il fischio di Galoppi, punizione in favore della Toscana, ma va ripetuta. Con tutta calma Cabella tenta di impostare una nuova azione, va a sinistra Cabella, pensa anche al tiro in mezzo all'area, ma c'è stato un tocco sicuramente di pattino. La Toscana, Maurizio, è un po' precipitosa, il Veneto
riparte molto meglio, poi insomma le combinazioni sono davvero veloci. Sì, la Toscana cerca di creare qualche grattacapo alla formazione veneta, ma non è facile perché il Veneto si difende bene e poi soprattutto è pericoloso quando riparte, quindi la Toscana deve stare attenta perché insomma, la partita si mantiene in equilibrio sullo 0-0, però cercare sì di segnare, ma bisogna stare attenti anche a non subire, perché ho l'impressione che se il Veneto passa dopo diventa davvero difficile per rimettere in piedi questa sfida. Insomma, il Veneto si sta dimostrando davvero molto forte, c'è Rigon che sta facendo una grande partita sia in fase d'attacco ma anche in copertura, quindi è davvero difficile affrontarli insomma in tutte le zone della pista. Intanto in pista è entrato per la Toscana Matteo Palagi del CGC Viareggio, recupera Sgaria per il Veneto, posta l'innovazione Ardit da destra, tenta di mettere in mezzo, poi Lazzarotto si libera dell'avversario, indietro a cercare Peretto, ancora Ardit, uno scarico, sempre Ardit in possesso palla, arriva a dargli una mano Peretto, ora Ardit e Peretto sulla linea mediana, Toscana va un po' in pressing ma deve stare attenta a chiudere, poi in area il passaggio intercettato da Rosi, che però poi effettua un tiro cross dove non c'è nessuno. Peretto può riportare in avanti, va anche alla conclusione, in area, pericolo, il tiro, la palla scavalca il portiere ma esce. Allora Toscana può andare in contropiede, Spagnuolo chiuso però benissimo da Ardit, poi il passaggio con la pallina che rimbalza, deve allontanare entro 5 secondi, non ci riesce la Toscana, allora possesso per il Veneto. C'è da battere questa punizione, Lazzarotto aspetta l'arrivo di Peretto, lo scambio fra i due, sempre Veneto in zona d'attacco, Sgaria, poi ancora Lazzarotto, la conclusione di Peretto, la respinta di Bertozzi, il capitano Rosi della Toscana imposta l'innovazione, passaggio a destra a cercare Palagi, però non c'è tanta velocità e quindi difficile penetrare nelle maglie difensive venete. Ancora la manovra Mattugini, ora Rosi, lo scambio fra i due, in area si muove Spagnuolo, poi è arrivato un fischio perché la pallina ha colpito Sgaria che si lamenta, probabilmente alla spalla, nulla di grave ma costretto a uscire. Rientra in pista allora Dalla Valle, riparte il Veneto, la conclusione poi in area, pericolo, la doppia parata di Bertozzi, prima sul tiro di Lazzarotto e poi sulla respinta corta si è avventato Dalla Valle, il tap-in, ancora Bertozzi alla parata, trema la Toscana, 2 minuti poco più alla fine del primo tempo. Rosi pensa al tiro da lunga distanza, recupera Spagnuolo dietro la porta, c'è nessuno da servire, poi sbaglia l'appoggio, recupera Peretto subito in avanti a cercare Dalla Valle, chiuso in questo caso da Rosi, poi il tocco con il pattino di Dalla Valle. Toscana che riparte in questa azione, si affida a Palagi, Rosi a cercare Mattugini, dietro ancora per Rosi, Rosi pensa al tiro basso ma lì c'è il portiere Bovo che va alla respinta.
E allora Veneto ancora l'azione d'attacco, 80 secondi. Alla fine il tiro! Bertozzi bravissimo sulla nuova incursione da parte di Peretto, uno dei più insidiosi, mentre il tiro di Mattugini fa volare Bovo. Questa è una buona occasione, Maurizio Ceccarelli per la Toscana, forse uno dei tiri più pericolosi della formazione di Achilli. Sì, è stato un bel tiro sotto la traversa, è stato respinto bene dal portiere veneto. Tu prima sottolineavi come la Toscana non avesse ritmo e le tue parole sono state poi confermate da Michele Achilli, che ha chiesto appunto ai suoi ragazzi di aumentare il numero di giri, perché obiettivamente insomma giocare a ritmo basso contro una squadra organizzata come il Veneto, insomma, diventa abbastanza difficile creare i presupposti per andare in gol. Ecco, qui serve davvero alzare il numero di giri, cercare di dare più continuità all'azione offensiva per cercare di creare i presupposti quantomeno per arrivare al gol. Toscana in avanti, Rosi è entrato in pista anche col numero 8 nel Veneto, Alessandro Burtini del Valdagno. Poi il tiro da lunga distanza, in questo caso da parte di Mattugini, la palla è stata deviata. 35 secondi alla fine del primo tempo, il risultato non si sblocca. Sempre Toscana a manovrare. Il passaggio per Rosi. Avanza Rosi. Rimane in possesso palla. A cercare Spagnuolo, il rimbalzo però lo tradisce. E allora Ardit imposta nuovamente per Dalla Valle. Dalla Valle chiuso per un attimo. Recupera Toscana, Spagnuolo può andare in contropiede. Le finte, il passaggio, poi il tiro da parte di Mattugini, si salva il Veneto e con questa azione si conclude dunque il primo tempo. Pericolo in area veneta, ma ottima la risposta di Bovo. Maurizio Ceccarelli, un buon primo tempo, la Toscana insomma si vede che non ne ha forse più del Veneto, però sta lottando. No, allora, il primo tempo dove il Veneto ha fatto sicuramente più della Toscana. Alla Toscana il merito di aver tenuto comunque botta e di aver tenuto bene la pista e di aver portato insomma il primo tempo sullo 0-0. Ai punti sarebbe avanti il Veneto, però insomma il tabellone dice 0-0 e quindi partita ancora apertissima. E allora con questo è tutto, a risentirci per l'inizio della ripresa.
Squadre di nuovo in pista al Capannino per l'inizio della ripresa tra Toscana e Veneto. Sono proprio gli uomini di Negrello a battere l'avvio. E allora si riparte dallo 0-0 con cui sono chiusi i primi 20 minuti di gioco. Una partita comunque divertente. Maurizio Ceccarelli al commento tecnico, Enrico Giovannelli alla telecronaca. Maurizio, credo che insomma, al di là di tutto, il Trofeo delle Regioni rimanga la manifestazione più importante a livello giovanile in Italia. Tra l'altro per Follonica non è certo una novità, tante edizioni sono disputate qui, proprio in Toscana, qui in riva al golfo, impiegati i due impianti sia del Capannino dove si giocano le finali, ma anche quello Raul Micheli storico appunto del palagolfo. Sì, qui siamo ai massimi livelli, a livello giovanile, insomma, lo dobbiamo sempre tenere conto. Follonica sì, non è la prima volta che le ospita, ora non me ne vogliano le altre regioni, ma insomma qui davvero si sono scritte pagine incredibili di hockey, non solo negli ultimi anni con le vittorie della squadra formidabile di Massimo Mariotti, di Bertolucci e di Michelò, ma anche insomma tanti anni prima Follonica è sempre stata davvero una terra di hockey e di hockeyisti, e quindi credo che sia anche giusto da una parte organizzare qui questo tipo di manifestazioni. Sì, poi al mare è chiaro che insomma tante famiglie vengono volentieri a godersi il ponte del 25 aprile. In programma sempre le finali in questo periodo. Intanto la Toscana in maglia bianca che avanza. Viene bloccato dal Veneto con Sgaria che si riporta sotto. Adesso manovra Dalla Valle. Scarico ancora Dalla Valle che recupera davanti a sé Rosi. Dalla Valle poi riceve il passaggio di ritorno da Sgaria, costretto però a girare dietro la porta, pallina in area, la Toscana libera, può ripartire in contropiede Spagnuolo, limite dell'area, il tiro, para tutto, in questo caso Cognato, Ermanno Cognato, entrato in pista al posto di Bovo, un tempo per uno per i portieri del Veneto. È stato in tutte le categorie di queste finali, hanno giocato un tempo ogni portiere. Toscana recupera la pallina, però bisogna battere nella posizione più verso fondo pista. Rosi imposta il passaggio per Lombardi che va subito al tiro, anzi era Cabella subito alla conclusione, Serse Cabella del Follonica, recupera subito il Veneto, poi Rosi blocca, in questo caso Dalla Valle, è già dalla parte opposta la Toscana, Rosi il tiro, la parata, ottima da parte di Cognato, Ermanno Cognato, portiere del Roller Bassano. Toscana che rimane in zona d'attacco. Poi il servizio a cercare Rosi. Rosi tenta di mettere in mezzo, ma ferma tutto la difesa veneta con Sgaria che va a commettere fallo su Spagnuolo. Ma fino a questo momento davvero i falli di squadra sono un'inezia. 4 della Toscana, il primo in assoluto del Veneto, praticamente dopo 23 minuti. Scusate, 4 il Veneto, il primo l'unico della Toscana, 4 quelli del Veneto, quindi dopo 23 minuti insomma sono davvero poca roba. Il tiro di Rosi, la palla filtra, in qualche modo il Veneto recupera con Sgaria, il capitano Guido Sgaria del Breganze che imposta un'azione, passaggio per Dalla Valle, Andrea Dalla Valle, anche lui del Breganze che lotta, Rosi va a chiudere, ancora Sgaria, gli sporca un pochino la pallina Mattugini, poi sbaglia l'appoggio, contropiede Spagnuolo, va anche al tiro, questa volta la palla decisamente alta, si rimane dunque solo 0-0, quasi 3 minuti e 40 nel corso della ripresa, riparte ancora la Toscana, il tiro dalla media distanza ma l'intercetta Sgaria che si lancia in contropiede, Sgaria poi finisce a terra nel tentativo di saltare l'avversario, poi Rosi frana addosso all'avversario.
Gli arbitri però fischiano subito, vogliono far ripetere l'azione, la pallina forse era a movimento. Maurizio, mi sembra che la Toscana in questa ripresa abbia preso forse un po' più di coraggio. Sì, mi trovi d'accordo, infatti stavo per dirlo, l'approccio in questo secondo tempo è stato decisamente migliore da parte della formazione di Michele Achilli, il Veneto un po' impreciso nel fraseggio che ne aveva contraddistinto comunque il primo tempo, e Toscana decisamente più viva e più convinta e più motivata rispetto ai primi 20 minuti. E allora Spagnuolo, il tiro, la parata di Cognato. In area si era smarcato bene anche Mattugini, poi va giù l'attaccante della Toscana e allora il Veneto commette un altro fallo. Quinto fallo di squadra, 2 quelli appunto della Toscana. Mancano sempre 15 minuti e 48 alla chiusura del match, che non si sblocca. Rosi, anzi Spagnuolo, indietro a cercare con il numero 8 Cabella perde la pallina, allora scatta Dalla Valle in area, c'è anche un fischio, probabilmente ha alzato troppo la sfera. Ha provato una giocata l'attaccante Veneto, Maurizio non ci è riuscito. Ha provato una giocata da grandi, però ha alzato troppo la stecca e quindi gli arbitri hanno punito insomma il movimento dell'attaccante Veneto. Burtini va a commettere fallo con il numero 8 Alessandro Burtini del Valdagno. Questo insomma fallo di squadra numero 6. Aumentano allora i falli che fino a qualche minuto dall'inizio della ripresa non erano un fattore. Adesso insomma Veneto si sta un pochino innervosendo, va un pochino più in pressing, commette qualche fallo di troppo. La palla messa in area a cercare Spagnuolo, gli fa strada anche Lombardi, ma Spagnuolo rimane in possesso palla. Poi Lombardi indietro per Rosi, il tiro di Rosi, la deviazione di Spagnuolo, la palla schizza però nella zona di Burtini che fa ripartire anche in velocità Ardit, mette in mezzo, vola Bertozzi che va alla parata. Ottima la partita anche di Leonardo Bertozzi del Forte dei Marmi. Ricordo, questi sono ragazzi del 2001, quindi davvero giovanissimi, categoria Under 17, finale del Trofeo delle Regioni Raul Michele 2016. Tanto un tiro da lunga distanza, la respinta da parte di Burtini, poi recupera tutto Sgaria. Esce nuovamente Burtini, rientra in pista Rigon, che nel primo tempo è stato davvero autore di un'ottima partita. Subito Rigon, pericoloso. Alla meglio però la difesa della Toscana con Spagnuolo. Riesce a liberare su Rosi. Rosi, se ne va Rosi, entra in area Rosi, le finte, palo clamoroso! E poi non ci riesce sulla ribattuta. In questo caso mi è sembrato Mattugini, ma che occasione per la Toscana, Maurizio. Questo è davvero clamoroso, perché il palo di Rosi sembrava fatta. Davvero sfortunata, perché sul palo poi la pallina è rimasta in pratica lì davanti alla porta sguarnita. C'erano due giocatori della Toscana, nessuno dei due è riuscito ad approfittarne, però insomma confermo insomma la prima impressione che la Toscana è un'altra Toscana questa del secondo tempo. Forse si è scrollata di dosso anche un po' di paura, un po' di tensione insomma di giocare contro una squadra forte come il Veneto, e sta giocando con più serenità, in scioltezza, riesce a fare davvero delle ottime cose, quindi mi aspetto una seconda parte di secondo tempo davvero interessante. Sì, ma insomma il Veneto fa sempre paura, perché insomma anche il Veneto sta giocando davvero bene. Ancora Toscana, il tiro da parte di Mattugini, c'è la parata di Cognato. Allora Veneto è già dalla parte opposta, imposta Ardit, cercare Dalla Valle e c'è il gol di Dalla Valle. Si sblocca la partita, c'era arrivato Bertozzi ma non è riuscito a cacciarla fuori, e allora dopo 6 minuti e 43 secondi Dalla Valle porta in vantaggio la formazione di Negrello. Sembrava il gol della Toscana che fosse arrivato, poi invece alla fine è arrivato quello del Veneto, e adesso
tutto cambia. Maurizio Ceccarelli, un bel gol, però sfortunato anche Bertozzi, perché era proprio lì. Tanto gran botta da lunga distanza di Mattugini, va la parata Cognato. Sì, è stato sfortunato Bertozzi, che era autore fino a questo momento di una prova davvero superlativa, ha intercettato la pallina ma non è riuscito a trattenerla, gli è praticamente poi scivolata su quantone definita in rete, quindi vantaggio del Veneto. Vediamo adesso cosa dirà Achilli ai suoi ragazzi e come reagirà appunto la Toscana, essendo adesso sotto non c'è più bisogno, insomma, provare a raddrizzare la partita. Vediamo che tipo di atteggiamento, insomma, adotterà la formazione rossa di Toscana. Intanto il Veneto ha commesso 2 falli di squadra in pochi secondi, sale a 8 il conto, c'è da giocare ancora 12 minuti e mezzo. Blocca tutto, però in questo caso Lazzarotto che recupera la pallina, va al tiro, Bertozzi la tiene lì, poi in qualche modo la recupera Cabella, Rosi, però più lesso di tutte Lazzarotto. Rigon entra in area, Ardit nuovamente al tiro, Bertozzi va alla parata, mentre Rigon si lamenta per un tocco al costato. Nell'azione di penetrazione Rigon è andato a contatto con l'avversario che va a scusarsi. Bel gesto questo da parte del numero 8 della Toscana, Serse Cabella. Non se ne sono accorti gli arbitri, ma sicuramente fortuito, anche se Cabella è andato subito a scusarsi con il suo avversario Marco Rigon. Questi sono bei gesti, a parte tutto, Maurizio? Assolutamente, ma mi sembra il minimo, ecco, cioè in una situazione di questo genere le scuse sono il minimo che può fare un giocatore nei confronti dell'altro, colpito insomma in maniera ovviamente non volontaria, però insomma sono cose che succedono, ecco, quindi è giusto scusarsi, è giusto poi ripartire come se nulla fosse successo. Sì, Rigon non ha fatto sicuramente tanta scena, si è lamentato soprattutto per il dolore che ha subito, ma è già lì in pista che tiene palla. Sfera per Ardit, ancora Rigon, chiuso da Rosi. Sempre Rigon in possesso palla, come detto uno dei giocatori più bravi di questa finale, soprattutto nel primo tempo. Adesso viene steso, dunque punizione in favore del Veneto, quinto fallo di squadra per la Toscana. Il Veneto, come detto, è salito a 8, manca ancora tantissimo, 11:47 alla fine. Recupera Lazzarotto, Sgaria, andiamo a cercare Ardit. Rigon parte il tiro, Bertozzi sul primo palo la tiene lì, poi va a recupero Mattugini, colpito da Rigon, si lamenta anche la panchina della Toscana. Questo era un colpo netto sul bastone, non se ne sono accorti gli arbitri. Riparte Lazzarotto al tiro, bel diagonale largo, Rigon in mezzo a 2, ma alla fine Rosi poi va a commettere fallo. Rigon che si becca il cartellino blu, è andato a colpire l'avversario Cabella. Qui si è un po' vendicato, devo dire la verità, però insomma sembrava un fallo di gioco, niente più, però blu a Rigon, e questo porta alla punizione di prima la Toscana. 8 minuti e 55, fallo abbastanza duro, comunque. Sì, no, è stato abbastanza duro, non cattivo, però insomma scomposto e andato direttamente sull'uomo. Insomma, mi sembra che sul blu non ci sia nulla da eccepire, ecco. E allora la Toscana può rifarsi sotto. Cabella, che ha subito il fallo, va a battere la punizione di prima. Mancano 11 minuti alla fine. Vediamo cosa farà Serse Cabella del Follonica, che conosce benissimo queste mattonelle. Parte Cabella, le finte, ancora le finte, il tiro, gol! Il pareggio della Toscana, Serse Cabella la mette nel sacco, battuto Cognato, e dunque sta ristabilita la parità.
8 minuti e 59 sul cronometro. Bel gol, questo di Cabella, Maurizio. È stato molto bravo, è stato attemporeggiato un po', ha fatto sedere il portiere e poi lo ha trafitto, un gol importante per la Toscana. Insomma, da segnalare che prima di tirare insomma, il tiro, insomma, il tiro diretto, Serse è andato a salutare il portiere del Veneto. Insomma, sono cose che non capita tutti i giorni di vedere, fa piacere, insomma, questo per far capire insomma, lo spirito che c'è fra questi ragazzi che poi si conoscono tutti in sostanza. Sì, si conoscono tutti, anche perché poi si affronteranno nelle varie finali dei vari campionati giovanili, quindi è chiaro che insomma durante l'anno poi le notizie circolano oggi nell'era di internet e dei social network. Intanto il tocco con il pattino da parte di Peretto, rimandato in pista da Vittorio Negrello. La Toscana allora ci prova con Cabella, davvero indemoniato in questa fase. Serse, Cabella, andiamo a cercare Rosi, ancora mette in mezzo, la palla deviata, si impegna Spagnuolo su Sgaria, i due lottano, alla meglio però il difensore veneto, il capitano della formazione di Negrello. 1-1, siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita. Ancora Sgaria, Lazzarotto in possesso palla, tenta di liberare, riesce indietro per Peretto a passare, poi Ardit, ancora Sgaria, sempre Sgaria dietro la gabbia, aspetta l'arrivo di qualche compagno. Peretto, Sgaria, viene chiuso, quindi esce poi un cambio, rientra in pista per la Toscana Palagi, Matteo Palagi. Prova il tiro, in questo caso Peretto, ma alla fine la pallina è conquistata da Toscana, ma subito persa dall'intervento di Ardit. Ancora Peretto, da destra, davanti a sé Rosi, gran botta di Peretto all'incrocio dei pali, ma lì c'è Bertozzi. Poi Rosi recupera, avanza il capitano della Toscana, 8,50 alla fine, 1-1, davvero intensissima la partita. Pallina per Matteo Palagi del Viareggio, del CGC Viareggio. Ancora Palagi, servizio per Spagnuolo, persa la sfera, Sgaria può ripartire, contropiede del Veneto, Ardit in area, Peretto, il tiro, la difesa si salva, poi ancora Peretto, bel diagonale ma largo. Sgaria però lotta e recupera, cerca di entrare in area ma va giù, non c'è fischio. Allora dalla parte opposta Mattugini, indietro per Palagi, in avanti per Spagnuolo, quella Toscana che riprova, 8 minuti esatti alla fine, momenti intensi della partita, l'assist al centro, non ci arriva per un soffio Mattugini. Allora la difesa del Veneto recupera e si riporta in attacco. Il gran tiro da parte di Peretto, anzi di Peretto, la parata di Bertozzi, con il guantone è andata a dirgli di no. Adesso il pressing è alto davvero del Veneto, che recupera subito la pallina, ci prova Lazzarotto, chiuso Rosi, Lazzarotto però lo contrasta, alla fine va a commettere anche fallo di squadra numero 9. Questo è un fallo insomma importante, Maurizio, perché adesso 7 minuti, è chiaro che il Veneto è a rischio di una punizione di prima. Beh, a rischio concreto, sai, primo tempo falli di squadra pochissimi, poi anche con l'andare della partita, con la stanchezza, insomma è chiaro che i falli arrivano, e adesso manca ancora molto, 7 minuti, 9 falli, il Veneto rischia, comunque c'è da dire che la Toscana tiene comunque bene, riesce a contenere insomma, le sfuriate dei verdi veneti, e quindi insomma possiamo dire che la partita si mantiene ancora molto equilibrata e molto interessante. Sì, davvero molto equilibrata e combattuta. Tanto Sgaria, scarico, a cercare sempre Peretto, che non molla di un centimetro. Ancora Sgaria, chiuso però in questa fase da Rosi.
Va a recupero Lazzarotto, davvero molto svelto Pietro Lazzarotto del roller Bassano. Ancora Lazzarotto, le finte, pensa anche al tiro, Bertozzi non si è lasciato sorprendere sul primo palo, gli ha detto di no. Allora la Toscana può impostare la nuova azione. Lo scarico verso Mattugini, avvicina a sé Rosi. Ancora i due. Scambiarsi la pallina in area Spagnuolo. Più largo a sinistra invece è rimasto Palagi. Ancora Rosi da destra. Gli fa strada il compagno. Poi Rosi scivola ma recupera. Ancora Rosi. Finisce giù. Questa volta il fallo viene fischiato al capitano della Toscana. Ferma tutto però ancora la Toscana. C'è possibilità, il passaggio da parte di Mattugini per Rosi, un po' lungo. Ancora Rosi, inseguito da Peretto. Negrello però vuole parlarci un po' su, chiama un time out. Ancora Rosi, chiuso proprio da Peretto. I due lottano. Rosi riesce a scaricare indietro per Mattugini, che avanza, rimane sempre in possesso palla. Sulla sua ala c'è anche Palagi, servito. Rosi poi in avanti a cercare Spagnuolo, davvero marcature asfissianti da parte del Veneto, che vanno in pressing su tutte le palline. Spagnuolo tenta di andarsene, spinto un po', deve arrivare al tiro però la Toscana. C'è Rosi che ci prova, ma sono scaduti 45 secondi. Allora arriva il time out che blocca la partita a 4:46 della fine. 1-1 il punteggio, i gol tutti in questa ripresa. Dopo 6 minuti e 43 aveva portato in vantaggio il Veneto dalla valle. Poi sul blu a Rigon, quasi al 9° minuto, il pareggio dalla punizione di prima dai 7:40 da parte di Cabella. Maurizio Ceccarelli, un mini tempo supplementare perché 4:46 alla fine, quindi tutto da vivere. Adesso anche le energie, perché insomma questi ragazzi è vero sono giovanissimi, però giocare tutti i giorni gare intense alla fine un po' si paga, Anche perché stasera stanno giocando a gran ritmo, cioè, non si risparmiano, tutte e due insomma fanno avanti e indietro per la pista, quindi hanno spesso anche molto da un punto di vista proprio fisico, quindi saranno 4 minuti che non sono pochi, ricordiamolo, cioè, nell'hockey sappiamo bene, gli ultimi 5 minuti molto spesso determinano il risultato finale. Vediamo chi ne avrà di più e chi avrà più voglia e soprattutto più energie insomma, per portare a casa questa vittoria e questo trofeo delle regioni. Sì, in ballo c'è la vittoria di categoria dell'Under 17, che è stato, ricordiamo, tutte finali tra Toscana e Veneto, e poi chi vince in pratica si aggiudica il trofeo generale del trofeo Raul Micheli 2016, il trofeo delle regioni, perché una vittoria nell'Under 13 del Veneto sulla Toscana per 3-2, una vittoria della Toscana sul Veneto nell'Under 15 per 3-1 e fino a questo momento 1-1 il match dell'Under 17. Sono però i veneti adesso a impostare un'azione d'attacco con Dalla Valle, mette in mezzo per Sgaria, palla allontanata, va a recupero Palagi è dalla parte opposta per la conclusione da parte di Cabella. Poi il tiro pericolosissimo da parte di Peretto, palla deviata, ancora Peretto, dietro a cercare Ardit, poi nuova pallina spostata sulla sinistra, ancora Ardit sull'ala per Sgaria, in area c'è Dalla Valle, inseguito da Cabella che poi recupera la pallina, ancora Cabella che gioca in casa praticamente, poi il tiro da parte di Palagi, va alla parata Cognato. Cabella, Rosi, 3:30 alla fine, poi staremo a vedere quello che succede. Tanto riparte Sgaria, pensa al tiro, Cabella lo blocca, ancora Sgaria in area, poi Dalla Valle recupera però Mattugini,
Nuovo contropiede, la difesa del Veneto allontana. Recupera l'ennesima pallina con Dalla Valle. Subito un postato per Ardit, ma sbaglia l'appoggio. Allora Cabella. Gli fa strada Rosi. Parte Cabella da destra, ma lì c'è Sgaria. Davvero un mastino che non molla. Sgaria recupera, poi scivola. Non può partire il contropiede. Allora recupera la Toscana, ancora con Cabella. Mano in possesso palla, l'assist nel mezzo. Cognato però, il portiere intercetta. Allora Peretto, bloccato per un attimo dal recupero di Mattugini. 2:30, un poco meno alla fine. Poi saranno supplementari. Un supplementare da 5 minuti. E poi, se continuerà la parità, ci saranno i tiri dal dischetto del rigore. Ma insomma, qui ancora c'è da giocare una vita. Tanto pericolo in area per la Toscana. Il Veneto attacca, mentre Michele Achilli ha chiamato un time out a 2 minuti dalla fine della partita. Sbaglia l'appoggio Cabella, che grida un no Maurizio Ceccarelli. Gli è scappato perché insomma era una buona opportunità, poteva ripartire in contropiede, invece ha servito il compagno, ma gliel'ha servita troppo larga, la pallina è andata in mano insomma ai giocatori del Veneto. Allora riparte Peretto, pericolo, mette a servizio in area il tiro, ma lì c'è Bertozzi. Recupera la pallina allora Mattugini dalla parte opposta, conclusione, si salva Cognato, poi arriva al rimorchio Palagi, ora Rosi al tiro, la palla deviata. 1 minuto e 20 alla fine. Anche Negrello chiama qualche schema, anche un cambio, rimanda in pista Rigon per questo finale. Sgaria 1 minuto alla fine. Ancora Sgaria, manovra dietro la porta, la palla allontanata, un altro pericolo. Cabella ha dato un'occhiata al cronometro, ma c'è da giocare ancora tantissimo. Indietro per Rosi per Spagnuolo, anzi scusate, per Mattugini. Ancora Rosi, andate a cercare Cabella. Cabella porta un po' a spasso la pallina, inseguita da Sgaria, entra in area, viene un po' allontanato, però scivola e dunque arriva un fischio a 20 secondi alla fine. C'è anche il time out, si lamenta la panchina della Toscana. Qui Maurizio chiedevano un fallo, forse è scivolato davvero Cabella. Secondo me è scivolato, però insomma sai, poi l'arbitro probabilmente avrà visto meglio di noi. Beh, siamo alla fine, insomma 20 secondi, a meno di clamorose insomma situazioni, credo che si andrà a supplementare, quindi ancora al supplementare, scusa, quindi ancora 5 minuti e poi 3 minuti e poi i rigori, tiri di rigori per decretare insomma la vincitrice di questa Coppa delle Regioni 2016. Sì, i supplementari sono di 3 minuti, in questo caso i tempi sono da 20, quindi insomma supplementari da 3. Logicamente c'è il golden goal, quindi insomma se uno segna vince, questo in sostanza e finisce, però c'è ancora tantissimo da giocare perché 20 secondi nell'hockey, come tutti sappiamo, sono un'eternità. Riparte comunque il Veneto, in possesso palla Peretto pensa al tiro, viene bloccato, recupera la Toscana che tenta di partire in contropiede, viene agganciato, non c'è fischio, si lamenta la panchina della Toscana. Questa è un'azione clamorosa, poi Bertozzi allontana, si lamentano i giocatori in pista, mentre è rimasto a terra un giocatore del Veneto, speriamo non sia fatto nulla di grave. Sgaria che va a rialzarsi, è uscito Leonardo Bertozzi, la pallina è rimasta lì in mezzo all'area. E allora Sgaria probabilmente sullo slancio è andato giù. Guido Sgaria, davvero il capitano del Veneto, del Breganze, che davvero non ha mollato anche lui di 1 millimetro, però fortunatamente è in piedi sulle proprie gambe, sta pattinando.
E allora qualche secondo di time out, poi si giocheranno 3 minuti di tempo supplementare e chi segna praticamente vince. Io ricordo i marcatori: dopo 6 minuti era andato in gol il Veneto con Dalla Valle, che aveva sbloccato la partita con un tiro ravvicinato, la pallina a fil di palo. Bertozzi c'era arrivato ma non era riuscito a cacciarla fuori. E poi il pareggio su punizione di prima segnato da Cabella per la Toscana, dopo che Rigon aveva commesso fallo sullo stesso Cabella al 9° minuto, praticamente 8:59, la metteva nel sacco. Maurizio Ceccarelli, c'è da dire che però il Veneto ha 9 falli di squadra, quindi è chiaro che deve stare attento anche a questo. È sempre a rischio il Veneto, è chiaro. 9 falli è un fallo ancora e poi sarà tiro diretto, che ovviamente a questo punto della partita insomma potrebbe risultare anche decisivo. Ma vediamo cosa succede. Chi avrà più forza ancora fisica e mentale riuscirà a portare a casa il match. Sì, abbiamo un po' detto tutto, mentre i due capitani vanno a vedere il lancio della moneta per capire chi dovrà battere l'avvio, perché anche in questo caso insomma avere il possesso palla è importante, perché hai un'azione in più, insomma. Esatto, sono pochi minuti, quindi tutto fa. Sì, vediamo che adesso sembra tutto a posto, le squadre sono già rientrate sul rettangolo di gioco del Capannino. Come detto, un buon pubblico, perché insomma tanti genitori appassionati sono venuti a gustarsi le finali questa giornata del 25 aprile, trofeo delle regioni 2016 Raul Micheli. Mentre l'arbitro Matteo Galoppi, che sta dirigendo il match insieme a Matteo Righetti, l'ausiliario Mario Trevisan, sta un po' parlottando con i giocatori. Il lancio della moneta l'ha vinto la Toscana e dunque la rimessa in gioco sarà per i rossi di Toscana. Mentre qualche altro secondo da attendere per la ripresa del gioco. Adesso sì, che è tutto pronto. Toscana di Michele Achilli, che va a giocarsi la vittoria contro il Veneto di Vittorio Negrello. E allora, prima pallina del tempo supplementare, un unico tempo supplementare. Mattugini in posta, cercare Spagnuolo. Sulla sua ala c'è Cabella, ma Spagnuolo rimane in possesso palla, nessuno va a contrastarlo. Allora può appoggiarsi su Serse Cabella, le finte, ancora Cabella, sempre pallina in possesso da Toscana. Adesso Rosi in avanti a cercare Spagnuolo, chiuso da Ardit, da Marco Ardit. Ancora Spagnuolo, Cabella. Sono trascorsi 45 secondi e dunque possesso che passa al Veneto. Non è arrivata al tiro il quintetto toscano. Può ripartire allora la formazione in maglia verde. Si affida a Rigon, in area scatta Sgaria, che poi va giù. Sempre Rigon, però un possesso palla. Davvero tensione in questo finale di partita. Se n'è andato già al primo minuto Ardit, però entro 5 secondi doveva portare la pallina oltre la propria area di difesa, non ci è riuscito. Allora punizione in favore della Toscana con Rosi. Passaggio per Cabella. Cabella per linee centrali. Indietro a cercare ancora Rosi. La pallina pesa tantissimo, Maurizio? Parecchio, pesa parecchio. 1 minuto e mezzo ormai, poco più alla fine. Quindi ogni passaggio diventa decisivo e può diventare decisivo. Quindi veramente pesante, sì. Ci ha provato Mattugini, ancora Cabella, inseguito da Peretto, scusate. Indietro per Rosi,
che addomestica. In avanti per Spagnuolo, sulle sue tracce Ardit. Spagnuolo prova un alzo e schiaccia, Ardit però è bravissimo, lo va a contenere. Allora Rigon, siamo già dalla parte opposta, Rigon il tiro, para tutto Bertozzi, ultimo minuto di questo supplementare decisivo. Mattugini rimane comunque in possesso palla, Sgaria lotta, anche Spagnuolo che recupera. Indietro per Rosi, va Rosi, inseguito da Rigon, ancora Cabella, Cabella la finta, mette in mezzo lo scambio, Cabella, alla fine in qualche modo la difesa del Veneto, ma Cabella si lamenta perché dice di essere stato colpito, gli arbitri anche in questo caso non se ne sono accorti. E allora Cabella si rialza, non ho ben visto Maurizio, però è chiaro che lì Cabella è passato vicino al portiere, al difensore, poi è andato giù. Sai Enrico, effettivamente non si è capito bene, però quando sei lanciato basta anche un minimo contatto anche con la stecca, quindi ci sta che sia stato magari toccato leggermente. Lui ha accusato subito il colpo, ha fatto pochi metri e poi si è accasciato, però insomma si è rialzato e questo è importante. E intanto Rigon vince il Veneto il trofeo delle regioni, perché Rigon ha approfittato della disattenzione difensiva e allora buca Bertozzi. L'ultima azione praticamente nel tempo supplementare, Rigon fa secco Bertozzi, 2-1 vince il Veneto. Maurizio, magari era meglio andare a rigori perché nessuno forse meritava in questa finale di vincere, però Rigon è stato bravissimo, ha capito che la difesa della Toscana era in affanno e che non si è accorta che lui era scappato in contropiede, e allora finisce qui. Non ci sono i tiri dal dischetto al tempo supplementare, che ce n'era uno solo. Rigon, Marco Rigon del Valdagno porta il trofeo delle regioni ancora una volta in Veneto. Sì, perdere praticamente a 20 secondi dalla fine è crudele, però questo è lo sport e fa parte del gioco. Lo sarebbe stato anche perdere ai rigori, insomma, perché è stata una partita molto bella, molto ben giocata da entrambe le formazioni. Entrambe meritavano questo trofeo delle regioni, però alla fine poi conta chi fa un gol più degli altri. È toccato al Veneto, onore ai veneti, autori di una grande partita, onore ovviamente anche alla Toscana altrettanto brava, però la Coppa delle Regioni va al Veneto. Sì, il trofeo delle regioni 2016 dunque se lo aggiudica al Veneto. Io riepilogo tutte le finali. Nell'Under 13 vittoria del Veneto sempre sulla Toscana per 3-2. Nell'Under 15 rivincita della Toscana sul Veneto, vittoria per 3-1, mentre nell'Under 17 partita combattutissima, il Veneto la spunta ancora sulla Toscana per 2-1 grazie al gol del gol. L'1-0 firmato da Dalla Valle per il Veneto, il pareggio di Cabella per l'1-1 e Rigon è stato l'autore del gol che ha deciso il trofeo delle regioni. Con questo è davvero tutto. Io ringrazio Marcello Bulgarelli per appunto l'aiuto tecnico con le grafiche, l'amico Maurizio Ceccarelli, alla telecamera Giulia Molinari, da Enrico Giovannelli. È davvero tutto. Un saluto e un ringraziamento e alle prossime sfide con le partite di hockey su pista.